Allora, giro la questione a Maurizio Antonini. Come vede, anche tecnicamente questo discorso dell'Europa che sta penalizzando il settore agricolo con certi provvedimenti? A noi ci hanno diffamato di essere inquinatori perché abbiamo gli allevamenti. Infatti andrebbero ridotti drasticamente. Con buona pace di chi ci segue dall'altopiano. Che poi abbiamo visto che è bastato il Covid per capire che l'inquinamento della CO2 e dei polveri sottili non è il settore dell'agricoltura. Siamo stati incolpati di essere inquinatori perché utilizziamo fitosanitari, che negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto del 50% l'utilizzo. Siamo stati incolpati perché utilizziamo i concimi e negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto del 20%. Gli agricoltori sono i custodi del territorio. Se oggi noi vogliamo un territorio così come lo vogliamo bello e che tra l'altro è esportabile anche sul turismo, e per dare risposta al telespettatore alla domanda prima, i prodotti sì possono essere replicabili ma i territori no, i territori sono un elemento determinante e gli agricoltori sono custodi dei territori e quindi per questo motivo gli agricoltori devono essere tutelati. Per questo motivo anche e soprattutto la politica comunitaria deve modificare la linea organizzativa politica propria. Certo, mantenendo delle regole importanti, del meno inquinamento, della più sostenibilità, ma deve comunque tutelare i prodotti e gli agricoltori, perché sono i custodi del territorio e se oggi noi abbiamo la possibilità di valorizzare i nostri territori, dalla montagna al mare, è merito anche, non soprattutto, ma anche degli agricoltori che quotidianamente valorizzano il proprio territorio. E per questo noi dobbiamo valorizzare il territorio, mettere insieme il territorio e i prodotti per far sì che i nostri prodotti siano anche remunerati in maniera diversa, perché vuol dire dare la possibilità ai nostri agricoltori di rimanere in quel territorio e di fare anche ambiente e di fare anche paesaggio. Quindi sono elementi importanti e determinanti per il sistema agricolo, paesaggistico e turistico. Ma chi non è del settore agricolo ci scrive, anche l'altra volta ci hanno scritto, anche chiamato, ma c'è la PAC, ma ci sono le sovvenzioni, ma c'è tanto aiuto all'agricoltura. Beh, guardi, parliamoci chiaro. Sulla questione della PAC, negli ultimi 10 anni ha ridotto quasi del 25% i propri contributi. E se poi noi guardiamo l'importo della PAC rispetto all'attività, la PAC viene data perché agli agricoltori viene obbligato di fare determinate operazioni culturali, ambientali e paesaggistiche. Per questo motivo viene data la PAC. Certo. Non viene dato perché, voglio dire, uno si è sognato di dire quei finanziamenti li diamo agli agricoltori. I finanziamenti vengono dati agli agricoltori perché è all'interno di un sistema. Poi l'altro elemento importante, e lei mi dà il gancio per ribadirlo, è che solo il 12% complessivamente dei cittadini sanno cos'è la PAC e sanno cosa vuol dire probabilmente avere dei contributi specifici su questo. E questo è l'altro aspetto che noi dobbiamo chiarire. Cioè anche in questo caso la PAC, ma anche le politiche agricole sia nazionali che anche regionali devono far sì di valorizzare tutto quanto questo e considerare un elemento importante, anche una pubblicità importante e soprattutto anche una comunicazione importante per far capire ai cittadini il valore degli agricoltori e il valore degli agricoltori. Questo sì, un altro messaggio, dobbiamo tornare a essere forti in casa e rendere la nostra economia accessibile mediante una detassazione e un aumento del potere d'acquisto della nostra busta paga, che è quello l'ancora di salvezza, lo è stato per esempio nei momenti critici come il Covid. Se abbassavano i prezzi, non si rendeva accessibile tante cose, con anche una tassazione di un certo tipo, il consumo interno si sarebbe bloccato e tutte le aziende sarebbero andate in crisi. A proposito di crisi, consumi eccetera, chiedo a lei Presidente, poi come sempre con anche l'integrazione del direttore, Mercosur, la spieghiamo ai nostri telespettatori, giustamente diceva il direttore bisogna fare un po' cultura e informazione, perché sennò se ne parla ma nessuno dice ma che è. Certo, tra l'altro una parola anche, come diceva il direttore, un po' strana. Mercosur sostanzialmente è un accordo bilaterale, cioè accordo tra parti, tra due parti, in questo caso tra l'Europa e i paesi dell'America Latina, quindi Brasile, Argentina, Messico, nei quali vengono stabilite delle transazioni di interscambio.
Non parliamo solo di agricoltura all'interno del Mercosur, si parla di tutta una serie di settori, dall'automotive, dalla componentistica, dall'aerospaziale. Ecco, e questo, voglio dire, è un interscambio che, voglio dire, come tantissimi interscambi abbiamo fatto negli ultimi 50 anni. Qual è l'elemento purtroppo di difficoltà di questa situazione, di questa particolare accordo? È che se come negli ultimi 50 anni abbiamo sempre, noi come Europa partiamo dal presupposto, siamo un forte produttore di prodotti ad alto valore aggiunto. Parlavo prima appunto prodotti informatici, prodotti automotive, componentistica, meccanica di precisione, alta meccanica di precisione. E quindi a fronte di questa, voglio dire, alto valore aggiunto, si è sempre sacrificato sull'altare dell'accordo l'agricoltura. Ok? Ma le faccio un esempio banale. Se noi facciamo un accordo con il Vietnam per portare frigoriferi, elettrodomestici a basso impatto, beh, insomma, il Vietnam cosa vuole che ci dia se non ci dia derrate alimentari, agricole, quindi in questo caso il riso? Perché, voglio dire, è uno Stato che ha una situazione economica diversa. Quindi entra con prezzo minore. E quindi entra in concorrenza con quelli che sono i nostri prodotti agricoli. Perciò oggi... Ma anche con i sistemi di lavorazione, perché se da noi ci sono delle restrizioni nell'utilizzo dei fitofarmaci, come sarà detto, le stesse non sono imposte a questi paesi, giusto? Ma non solo, ma lei pensi alla questione della manodopera, ad esempio, dove là, voglio dire, pagano ovviamente per le condizioni che sono di quei paesi la manodopera molto inferiore, hanno dei sistemi produttivi diversi. Io penso che ad esempio all'utilizzo del farmaco. Noi ad esempio in Veneto patiremo tantissimo il Mercosur sull'aspetto delle carni bovine, suine e di pollame. Perché? Perché ci sono standard produttivi diversi, lo diceva prima il direttore, ci sono ad esempio sistemi di produzione che utilizzano determinati fitofarmaci, fitosanitari o antibiotici che noi oggi non sono ammantiti da anni. C'è un sistema di manodopera che, voglio dire, noi abbiamo, tornando al discorso della PAC, noi la PAC nella condizionalità ci impone anche di avere un determinato approccio rispetto ai dipendenti, quindi dei contratti sottoscritti, dei contratti ovviamente collettivi condivisi con le parti sociali, ma in quei paesi là come sono le condizioni di lavoro? Quindi è chiaro che si ha un rischio di un'importazione di un prodotto che rischia di fare un forte dumping all'interno del nostro sistema. Perciò il tema della reciprocità, cioè a parità di condizione, è importante. Perciò vanno riconosciuti all'interno di questi accordi commerciali le DOP. Perché vede, prima parlavamo di Italian Sound, ma se noi nella battaglia di un accordo commerciale, perché ormai purtroppo il tema è che questo è un accordo che è 20 anni che è in piedi, nel 2020 mi sembra la Francia non l'abbia sottoscritto Macron né il presidente argentino perché è in una fase di avvicendamento, ma questo accordo che è ventennale probabilmente arriverà alla fine. Allora il tema è, se noi non ci tuteliamo per quello che riguarda la reciprocità, per quello che riguarda le clausole di salvaguardia, rischiamo di generare una difficoltà nei nostri agricoltori che oggi vivono una difficoltà che ci trasciniamo da tempo. Cioè non è l'agricoltura di 10-15 anni fa che aveva una quota di riparto diversa. Noi oggi, fatto 100, il valore di un prodotto, all'agricoltore gliene va il 7-8%. Lei capisce che in questo contesto diventa fondamentale essere attenti. Quindi la CIA non è contro gli accordi, la CIA è per gli agricoltori, noi dobbiamo difendere l'agricoltura, in questo caso veneta e nazionale per quel che riguarda il ruolo che rivesto come vicepresidente nazionale. Ormai dobbiamo tutelare il prodotto europeo e di conseguenza la varietà di ogni nazione europea, dobbiamo vivere del proprio, abbiamo le capacità e le possibilità per farlo, poi se all'estero vogliono il parmesan che se lo vadano a prendere. Però purtroppo... Il problema del parmesan è che lo vendono in Italia, però. Dopo arriva anche in Italia. Ma lì di nuovo una cultura che è stata fatta negli anni dei prodotti, come dice lei, delle DOP, del prodotto territoriale, della bontà di uno anziché di un altro. È una cultura che deve essere fatta costantemente, comunicazione, come diceva lei, diffusa, tant'è vero che uno istintivamente ci voglio il prodotto genuino, imparo a leggere gli ingredienti, dove è fatto, da dove proviene. Se questo diventa un dato di fatto acquisito, culturale, viene da sé che la scelta c'è, dopo c'è chi può permetterselo oppure no, dipende anche dai prezzi. E qua stiamo vedendo appunto i prodotti che sono stati presentati con la presenza anche della Regione. Tra l'altro le aggiungo una cosa, tornando al discorso che ho detto prima delle DOP, se noi non avessimo in un accordo bilaterale il riconoscimento delle nostre
DOP, IGP. Il rischio è che proprio nell'accordo stesso noi avremo qualcuno che potrebbe fare il parmesan in Messico piuttosto che il prosecco messicano e non avremo neanche la possibilità di tutelarci se non creiamo degli accordi ben definiti all'interno della reciprocità, capisci? Assolutamente. Siamo giunti al termine. Direttore, c'è un convegno importante che voi avete organizzato, vero? Sì, il convegno è domani al Crown Plaza alle ore 10 in cui ci sarà una tavola rotonda con il parlamentare europeo Bonaccini, con il Presidente di Commissione, Senatore De Carlo, con i membri della cooperazione e ovviamente con il nostro Presidente e Vicepresidente nazionale Passadini. È un momento in cui Veneto Agricoltura esporrà anche i dati a supporto della valenza dell'agroalimentare veneto e quindi penso sia un momento importante per fare chiarezza su cosa incideranno i dazi e su cosa incideranno gli accordi commerciali e le pratiche sleali che oggi ci sono e vivono assieme all'attività del settore dell'agricoltura. Saranno senza dubbio dei temi interessantissimi, poi affrontati a livello territoriale ma con valenza nazionale e transnazionale, per cui li seguiremo insieme, magari avremo modo ancora di approfondirli perché secondo me questa questione va capita bene, con tutte le implicazioni che viene ad avere. Io vi ringrazio, grazie Presidente di essere stato qui con noi, grazie Direttore naturalmente. Voi cari telespettatori rivedete la puntata su YouTube, sul web, su Facebook, potete anche naturalmente fare tutte le domande che volete, soprattutto interpellando direttamente la CIA Veneto che saprà darvi sicuramente delle risposte più adeguate. Buon proseguimento, a presto.